Buongiorno e benvenuti, ben svegliati a 7 in punto. Questa mattina trasmissione che trasmettiamo in esterno. Siamo qui alla sede del Partito Democratico del Veneto, con noi Andrea Martella, segretario regionale del PD. Buongiorno e benvenuto. Sono momenti di massima fibrillazione questi, anche in Veneto, perché ovviamente i risvolti nazionali in qualche modo vengono analizzati anche in questo territorio. Buongiorno a tutti. Sì, è un momento particolare della vicenda politica del nostro Paese per la crisi che si è venuta a creare nei giorni scorsi a seguito della scelta del Movimento 5 Stelle di non votare la fiducia al decreto aiuti. Mi auguro che la situazione si possa risolvere. In Veneto, devo dire, usciamo da una fase positiva con un turno elettorale di elezioni amministrative che ci ha visto vincere a Padova e a Verona e anche in altri comuni, e quindi ci siamo detti fin da subito speriamo che la situazione politica nazionale si possa ricomporre in nome di un governo che deve affrontare tante questioni, e però se così non fosse non abbiamo paura del voto e ci faremo trovare pronti. Lei ha parlato dei risultati di Padova e Verona, dove effettivamente il cosiddetto campo largo ha funzionato. Questo campo largo, in questo momento in cui lo strappo arriva da quel che resta del Movimento 5 Stelle, è ancora qualcosa di proponibile, perché sentiamo da alcuni alleati di maggioranza, quelli di centrodestra, tipo la Lega e Forza Italia, che evidenziano che un proseguio del governo Draghi sarebbe inevitabile senza i 5 Stelle. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Mercoledì c'è questo passaggio parlamentare. Io credo che dopo quanto è successo ha fatto bene Draghi ad assegnare le dimissioni, ha fatto bene il Presidente Mattarella a respingerle e a dire si vada in Parlamento e ciascun gruppo politico dirà la sua e si prenderà le proprie responsabilità. Per quanto ci riguarda, l'idea di essere come Partito Democratico i costruttori di un'alleanza larga di centrosinistra rimane. Non è rivolta solamente ai 5 Stelle, è rivolta a molti elettori, ambientalisti, di sinistra, ma anche moderati che si possono ritrovare attorno a una nostra proposta. Più che un campo politico bisogna costruire un campo sociale, fatto di alleanze, di programmi, di condivisione di contenuti, e che possa dire, ecco, questi sono quelli che si presentano per poter realizzare queste cose. La pandemia in fondo ci ha detto che i cittadini vogliono persone competenti, persone capaci, persone in grado di governare. Ecco, noi vogliamo candidarci come PD ad essere forza di governo. E qual è il vostro rapporto? Lei parlava di campo largo in senso sociale, qual è il vostro rapporto con Insieme per il Futuro, quella parte dei 5 Stelle, quindi dei vostri alleati, che si è staccata e che guarda un po' anche al centro? Ma il centro è sempre un'area in cui ci sono molte leadership, ma è difficilmente definibile dal punto di vista del consenso elettorale. Io vorrei che il PD fosse un partito che recuperasse quella vocazione maggioritaria, capace di parlare a sinistra, di parlare al centro, di parlare a tutto lo schieramento di centrosinistra e probabilmente non solo, come il partito alternativo alle destre. Accanto a questo PD che vorrei, che stiamo costruendo, dovremmo tentare di produrre la più larga condivisione possibile. Quindi anche con chi se n'è andato dal Movimento 5 Stelle o con le altre forze di centro o con Italia Viva o con Più Europa o con Azione, ma non potrà essere un cartello elettorale, dovrà essere un'alleanza sui contenuti. Se questa condivisione ci sarà, si farà, e se no
è evidente che non si può fare del trasformismo in politica, e in fondo anche questo ci è insegnato da questa vicenda. In primo luogo vengono i contenuti, i programmi, il messaggio attorno al quale si deve lavorare. Se ho inteso correttamente, l'indicazione anche del Partito Democratico è quello di proseguire in questo momento con il governo Draghi, ma avete detto anche siete pronti ad andare ad elezioni. Ma in questo momento, a prescindere, non sarebbe comunque un'azione che poi si ritorce su tutte le questioni che abbiamo sul piatto, questioni pratiche, perché comunque andando a elezioni a settembre-ottobre dovrebbe esserci una campagna elettorale in estate, una campagna elettorale che rischia di essere anche un po' raffazzonata. Ma noi soprattutto abbiamo una situazione di emergenza ambientale, quanto è successo in Veneto e quello che vediamo ogni giorno ce lo dice, di emergenza sociale, perché potere d'acquisto, l'aumento dei prezzi, il costo dell'energia, il costo del carburante, l'inflazione ci dicono che questa questione deve essere affrontata, infatti il governo l'ha affrontata con alcune misure. Una questione sanitaria non ancora risolta. Mi pare che le ragioni per continuare il governo Draghi ci siano fino in fondo. Accanto a questo, secondo me, bisogna avere un'attenzione ancora più grande ai temi del reddito dei lavoratori, alla necessità di introdurre anche nel nostro Paese il salario minimo, alla necessità di contrastare il lavoro precario e di riuscire a introdurre delle misure per combattere l'inflazione, quindi a favore delle famiglie, a favore dei lavoratori, a favore delle imprese. Tutto questo mi fa dire che bisogna fare ogni sforzo da qui a mercoledì, perché il pertugio che è sembrato aprirsi verso una soluzione positiva attraverso la continuazione del lavoro di questo governo si possa realizzare. Ciò che posso dire è che nel corso di questi giorni, dalle forze economiche, sociali, da tanti cittadini, dagli elettori del PD, da militanti, da quelli che mi hanno scritto o hanno risposto alla mia newsletter, viene un appello molto forte, che è quello di dire non buttate via tutto, andate avanti, non mettete in discussione le risorse del PNRR, sarebbe una colpa che le generazioni future non ci permetterebbero. Il governo Draghi in questo momento ha già i numeri anche senza i 5 Stelle, però c'è il fatto che Draghi ha dato le dimissioni, quindi un governo Draghi che prosegue, ritorno su questo punto, anche senza i 5 Stelle, senza Conte, e c'è anche all'orizzonte la possibilità che ci siano altri transfughi dal gruppo di Conte. Sì, io mi auguro per la verità che ci sia una fiducia da parte di tutte le forze politiche che hanno sostenuto Draghi fino a qui. È anche vero che nel passaggio sul decreto aiuti Draghi ha avuto la fiducia. Quindi mi auguro che questa dinamica che si è venuta a creare in questi giorni si interrompa e che anche il Movimento 5 Stelle e Conte possano dare la fiducia. E se no mi auguro che una parte di loro o il più grande numero di parlamentari la possa dare, in questo senso facendo continuare appunto il governo nel lavoro che sta facendo. Abbiamo visto che c'è una dinamica in corso, non sono in grado di azzardare previsioni su come andrà a finire. Il mio auspicio e anche il lavoro che sto facendo in questo periodo, questi giorni, è che l'esito possa essere un esito positivo sulla capacità di dare un governo ancora al nostro Paese. Poi le elezioni saranno comunque a breve, perché se non saranno a ottobre, comunque la scadenza della legislatura è prevista per marzo e quindi bisogna lavorare perché la legislatura si possa chiudere in maniera ordinata e positiva. Strappare in questo momento è stato dai responsabili? Sì, io penso di sì. Diciamo che io ho definito questa scelta del Movimento 5 Stelle una scelta sbagliata e irresponsabile, senza motivazioni, che avveniva dopo che il governo si apprestava a votare il decreto aiuti, appunto per imprese, lavoratori e famiglie, e quando
il governo era pronto a scrivere quell'agenda sociale dopo l'incontro tra imprese e sindacati che va nella direzione di aiutare i lavoratori, di contrastare il lavoro povero, di combattere la precarietà. Quindi diciamo una scelta frutto di una dinamica interna, di problemi interni, probabilmente della scissione che c'è stata e che però rischia di pesare su tutto il Paese. Per questo mi auguro che si possa recuperare. Ci sono più di 1000 sindaci che hanno firmato anche una lettera a sostegno di Draghi, firme trasversali. Sì, sindaci civici di sinistra, di destra, di centrodestra, di centrosinistra, dimostrazione che dai sindaci è venuto un appello: c'è bisogno di un governo, c'è bisogno di utilizzare al meglio le risorse europee, c'è bisogno di una legge di bilancio perché è fondamentale anche per i comuni per realizzare i loro obiettivi. E quindi è stato proprio un appello naturale, spontaneo, che è lo stesso appello che ho sentito in tanti versanti della società, anche appunto tra le forze sociali e quelle economiche, tra il mondo del volontariato, del terzo settore, e cioè l'appello a non buttare a mare tutto. E in questo la richiesta al PD, che mi pare l'abbia esercitata bene, di riuscire ancora una volta a tenere la barra dritta per un esito positivo di questa crisi. Questa crisi in qualche modo ha accelerato anche le riflessioni, perché siamo comunque agli sgoccioli di una legislatura. E che tipo di analisi state facendo all'interno del Partito Democratico, anche alla luce di risultati che sono stati premianti sia a Verona che a Padova? A Padova quasi scontato, a Verona ha lasciato un po' spiazzati questo risultato, un candidato civico ma fortemente sostenuto dal PD. Che riflessioni state facendo in vista delle prossime elezioni? È vero che si parlava di Campolargo, questo progetto in qualche modo andrà rivisto alla luce di tutto quello che sta succedendo, in che direzione state andando? Ma io ho detto questo: il PD può rinascere dalle città, anzi è rinato dalle città in questo turno amministrativo. Padova è stato premiato il buon governo del sindaco Giordani, a Verona la voglia di cambiamento, la fiducia nel futuro, la speranza che è riuscito a incarnare Damiano Tommasi. Davvero un fatto positivo per fare di questa città una città più aperta, più solidale, più moderna, più competitiva, più sostenibile rispetto a quanto lo sia stata con gli anni che avevano caratterizzato il governo precedente. E poi anche altri comuni, a Mira, Mirano, ad Abano, a Thiene, in tante realtà. Ci siamo detti bisogna continuare a lavorare così, bisogna entrare nel profondo del Veneto, e cioè dalle città entrare nelle periferie, entrare nelle aree di campagna, nelle zone di montagna, nelle aree più interne, laddove molto spesso vengono meno servizi sanitari, educativi e sociali, e fare in modo che il PD possa essere presente in tutto il Veneto in maniera profonda. E poi abbiamo detto è necessario lanciare un'agenda per il Veneto che mette al centro sicuramente il tema della sostenibilità ambientale. Passate poco più di 2 settimane da quanto è successo sulla Marmolada. Ora ci sono gli incendi che imperversano. Siamo già in una morsa per cui abbiamo gli incendi, abbiamo i ghiacciai che si sciolgono, abbiamo eventi atmosferici improvvisi e abbiamo la siccità. Quindi questo tema al centro di un programma futuro, il tema della sanità che tocca davvero da vicino tutti i cittadini, basti pensare alle liste d'attesa, basta pensare a quanto può succedere nei pronto soccorso, oppure alla situazione che c'è con i medici di famiglia, e quindi anche qui lanciare una nostra proposta di riforma che stiamo lanciando. E poi ancora il tema del lavoro, quello dei diritti e sicuramente anche il tema dell'autonomia, perché l'autonomia serve anche per fare tante altre politiche. Ho visto che le cose non vanno tanto bene rispetto alle Olimpiadi, ma
l'autonomia a che cosa serve. Ho visto che qualcosa non funziona rispetto... L'autonomia in questo momento non c'è. Non c'è, però una regione che si candida a voler essere una regione che esercita l'autonomia deve saper dare delle risposte. In questo senso noi abbiamo avanzato una proposta per dire che l'autonomia non è una bandiera, ma si realizza attorno ad alcune materie fondamentali. Abbiamo detto quali sono: il sostegno alle imprese, la formazione, e l'internazionalizzazione, e abbiamo detto proviamo a realizzarla intorno a queste materie. Vedremo se si realizzerà, però questo è il PD che stiamo costruendo: stare nel mezzo dei problemi, avere delle proposte, fare un lavoro incessante nel territorio. Questo è il programma, ma quali i protagonisti di questo programma? Perché poi se guardiamo al centrodestra ci sono delle figure che da tempo si candidano a essere eventualmente premier, nel centrosinistra che figure possono emergere? A che figure state pensando a livello nazionale ma anche a livello regionale? Anche perché nel 2025 c'è un'occasione che il centrosinistra, obbligatoriamente l'attuale Presidente non si può ricandidare, quindi è un'opportunità in più forse per gli avversari. Beh, innanzitutto però vorrei dire che il centrodestra a livello regionale e anche a livello nazionale pare avere un po' il fiato corto e comunque di non avere più quella coesione che ha avuto negli anni precedenti. Forse i tanti anni di potere determinano anche questo. Vedo divisioni nell'ambito della Lega, vedo divisioni nell'ambito del centrodestra tra la Lega e Fratelli d'Italia. Quindi mi sembra che non sia più in grado in realtà di affrontare le sfide del futuro. E per quanto ci riguarda, a livello regionale dovremmo costruire un'alleanza che mette insieme, come è stato a Verona e come è stato a Padova, forze politiche e forze civiche. Il meglio di noi lo diamo quando apriamo le finestre, facciamo circolare le idee, facciamo entrare energie nuove, e quindi il civismo significa il radicamento territoriale e noi dobbiamo lavorare a questo, e quando assieme ai programmi a cui abbiamo detto prima, assieme a una coalizione molto vasta che entri nel merito dei problemi del Veneto, programma, dovremmo anche sapere individuare una figura che ci possa rappresentare al meglio. Però questo, diciamo, sarà l'esito, non si può partire dal nome, bisogna innanzitutto partire dall'insediamento, dalla credibilità, dalla forza delle proposte, dalla capacità di unire. Oggi il PD è un partito unito e secondo me avrà la capacità anche di unire un'alleanza di centrosinistra e forse anche oltre, diciamo, quello che pensiamo possa essere il bacino tradizionale del centrosinistra, perché nel corso di questi anni, lei diceva, Zaia non si potrà ricandidare, e lo hanno votato anche molti cittadini moderati. Io penso che quei moderati faranno fatica a votare Fratelli d'Italia o la Lega versione Salvini, e magari invece potranno rivolgersi al PD come forza di governo capace di interpretare i nuovi bisogni. Un'operazione molto simile a quella che avete fatto a Verona, però si partiva da un candidato civico ma con un nome indubbiamente, con anche una storia, una fama e anche espressione di, quando si tratta di uno sportivo, espressione anche di rinnovamento, no? Di disciplina, impegno, passione, lontano da quelle che possono essere i magheggi della politica di palazzo. Beh sì, Tomasi è una figura molto bella, una figura straordinaria, è una figura anche molto semplice, ha saputo davvero parlare ai giovani, suscitare entusiasmo e mettersi in ascolto dei problemi dei veronesi. Poi il suo passato, il suo carisma hanno fatto anche la differenza, però non è stato vissuto come l'ex calciatore, magari famoso, è stato vissuto, almeno questa è la mia impressione, come una persona che ha fatto in ogni parte della sua vita qualcosa di positivo, come calciatore, come presidente dell'associazione calciatori, e soprattutto come una persona credibile, credibile anche a Verona per il suo impegno sociale, per la sua sensibilità sulle questioni ambientali, sulle questioni del lavoro. E quindi certo Tomasi
ha fatto la differenza. E anche in Veneto dovremmo lavorare così, non penso che dovremmo candidare uno sconosciuto, non penso nemmeno che dovremmo arrivarci all'ultimo momento come ci siamo arrivati in altre circostanze. Il lavoro preparatorio è già iniziato e al momento opportuno è chiaro che ci dovrà essere un candidato che abbia una candidata che abbia quella credibilità che è necessaria per fare la differenza. Come valuta il risultato di Fratelli d'Italia, che comunque, almeno dai sondaggi che emergono, potrebbe diventare, se non lo è già, il primo partito in Italia? Ma penso che ci sia talvolta un malessere, una rabbia anche sociale che si indirizza verso i Fratelli d'Italia, che hanno scelto peraltro di non far parte del governo di unità nazionale e quindi di poter avere un tornaconto di carattere elettorale da questa loro posizione, caratterizzandosi come un partito sovranista, alleato di forze politiche che non vedono proprio di grande buon occhio l'Europa, che secondo me non viene interpretato come una forza di governo credibile. Anche qui in Veneto non so in quanti vogliano spalancare le porte di Palazzo Chigi e la Meloni, e quindi è un partito che sicuramente sta avendo un consenso e che interpreta sicuramente un disagio sociale, ma non so se sarebbe in grado di trasformare quel consenso in capacità di governo. E penso che democrazia decidono gli elettori, i cittadini, ma penso che l'Italia non avrebbe proprio bisogno di un'avventura di questo genere. Secondo lei potrebbe esserci un rischio molto simile a quello del Movimento dei 5 Stelle, che è stato un voto, se vogliamo, anche alternativo? Beh, il Movimento 5 Stelle, non c'è dubbio, ha preso un voto di chi in quel momento voleva protestare, era contro l'establishment e voleva soffiare un po' sull'antipolitica, scardinare il Parlamento. Poi si è visto che le prove sono più difficili e che ogni partito è bene che abbia un'identità, una base programmatica, una capacità di stare nella società perché sia in grado di coglierne i cambiamenti, non solo perché ci si fa orientare dalla voglia di mandare tutti a quel paese. La politica è sacrificio, è capacità di costruire, è studio. È ovvio che il Movimento 5 Stelle ha interpretato anche una spinta al cambiamento in quel momento, che mi pare essersi esaurita. E io penso che sia adesso il compito del PD invece essere il partito che esprime la responsabilità, ma anche una speranza di cambiamento, come è avvenuto a Verona o come deve avvenire realizzando quegli obiettivi che riguardano l'agenda sociale a cui prima facevo riferimento. Quanto secondo lei questo sfaldamento del Movimento 5 Stelle è stato determinato anche dalla presunzione, se vogliamo, di un singolo individuo e quanto invece da un movimento politico che si è esaurito nei suoi intenti? Adesso è ancora un po' presto per fare un'analisi. Io mi auguro che il Movimento 5 Stelle possa innanzitutto rivedere la propria posizione, ripensarla e votare la fiducia a Draghi. E mi auguro che si debba caratterizzare come una forza democratica, riformista, e che questo possa ancora avvenire. Certo, quanto è avvenuto nei giorni scorsi non aiuta, non dà l'idea di questa scelta e renderebbe anche più difficile un'alleanza con noi in questo momento. Naturalmente in politica bisogna che i processi si compiano e il primo passaggio è quello che succede mercoledì. È ovvio che se mercoledì si chiamano fuori, come secondo me irresponsabilmente hanno fatto anche con la fiducia sul decreto aiuti, tutto diventa più difficile, anche per loro però.
Pensando alle politiche, quale deve essere il ruolo del Veneto, in particolare del PD del Veneto, nell'ambito di un confronto nazionale, di una partecipazione al governo nazionale, e come questa forza a livello nazionale potrebbe poi ripercuotersi anche su un risultato diverso in un territorio, quello del Veneto, con un forte radicamento del centrodestra? Ma io ho detto in più occasioni che sarà difficile per il centro-sinistra vincere e poi governare se non si avrà un buon risultato anche in Veneto e nelle regioni del nord. È per questo che ci siamo messi a lavorare con tanto impegno per fare in modo di diventare nuovamente interlocutori della società veneta, di avere un nostro progetto e di riuscire a entrare nel merito delle questioni che riguardano il nord del paese. Ho detto prima il lavoro, ma il sostegno all'impresa, la necessità di spingere sulla riconversione ambientale e sulla transizione digitale. E come paiono questi i temi che dovranno caratterizzare il nostro impegno anche da qui alle elezioni politiche, e a livello nazionale questo investimento è ben presente, e quindi il Partito del Veneto dirà la propria sulle scelte che caratterizzeranno, lo stiamo già facendo, sulle scelte di questo momento e poi quelle che riguarderanno le elezioni politiche. Il Veneto quindi deve avere un ruolo più incisivo nella compagine nazionale, ha un po' perso questo ruolo negli ultimi governi? Diciamo che il Veneto deve tornare ad essere protagonista, perché deve essere protagonista nell'agenda dei problemi e delle proposte, e perché il nostro obiettivo è anche quello di avere un gruppo dirigente, una classe dirigente che possa contare anche a Roma, che conti in Veneto e che riesca a contare a livello nazionale per far acquisire delle scelte che possono servire al Veneto. Io sono contro l'idea un po' piagnona, chiediamo al governo, andiamo a protestare. No, bisogna essere riconosciuti come interlocutori affidabili e credibili, che svolgono un ruolo a livello nazionale e per questo possono orientare delle scelte anche a livello locale. Credo che la forza di risultati politici futuri sia anche nell'apertura ai giovani competenti, ai giovani anche formati politicamente. State lavorando anche in questa direzione? Sì, non c'è dubbio, questo è un tema fondamentale, lo si è visto a Verona, la differenza l'ha fatta Tommasi, ma l'ha fatta anche la capacità di far emergere il protagonismo di tanti giovani, ragazze e ragazzi che magari sono impegnati sulle questioni dell'ambiente, sentono di più le questioni dell'ambiente o quelle dei diritti, e che si possono impegnare anche in politica. E ce n'è assolutamente bisogno. Noi in questo senso da settembre attiveremo anche una scuola veneta di politica, del Partito Democratico, ma aperta all'esterno, in cui ci saranno tanti rappresentanti del mondo dell'economia, delle imprese, dei sindacati, della cultura, che potranno svolgere dei momenti che io mi auguro possano essere di attrazione per i giovani e anche per la formazione di nuove classi dirigenti, e questo è un tema fondamentale e per quanto mi riguarda un impegno assoluto. Quindi c'è anche la necessità di soliti noti che facciano un passo indietro, penso a delle ipotetiche liste per le politiche prima e poi per le regionali, e magari lasciare spazio a nuove leve, nuovi nomi? Intanto c'è bisogno di competenza, che è una questione fondamentale, quindi penso a dei giovani competenti, portatori di impegno, di valori e anche di competenze. E poi penso alla necessità che tutto il partito, in tutte le future scadenze, abbia una rappresentanza dei giovani e abbia una rappresentanza delle donne, che peraltro sono, diciamo, una forza in più per dare non solo energia al nostro partito, ma per affrontare la questione generazionale,
che riguarda il lavoro dei giovani, lo studio, il fatto che tanti giovani se ne vanno dal Veneto, e la questione di genere, visto che nella nostra realtà ancora ci sono femminicidi e abbiamo bisogno di una grande operazione culturale a partire dalle scuole, ma ancora ci sono molti problemi legati ai tempi di vita, al gap salariale, agli stipendi, alla presenza delle donne nelle istituzioni. E quindi un partito che voglia essere un partito popolare e riformista, come dico io, deve avere tra i giovani, nei giovani e nelle donne, diciamo, una base fondamentale qui e nel futuro. Io ringrazio Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto, ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina, grazie, arrivederci e buona giornata.